però Marcello, siamo quasi a Natale, siamo in pieno inverno, c'è il freddo, c'è la pioggia, qui a Trieste la bora, ma non è sempre più pericoloso stare sopra questa? Assolutamente sì, lo è stato quest'estate, è stato pericolosissimo, quest'estate è stata un'estate terrificante per me, a parte il caldo, e qui tutto è amplificato, perché il ferro voi sapete che è conduttore, quindi quando fa caldo fa molto caldo, quando fa freddo fa molto freddo qui, però quello che è successo è gravissimo, no? Cioè, loro non è che mi hanno portato via la bicicletta, no? Mi hanno portato via tutta la vita, il lavoro di un'intera vita. Sulla gru, più di 200 giorni sulla gru non esce, farà il Natale lì. Ora, le amministrazioni hanno detto no, proviamo a risolvere, non è stata trovata una soluzione e il fatto è che lui è lì, sta mettendo a rischio la propria vita, per cui cittadino, burocrazia, politica, siamo sempre lì, è quella la rete che non si mette d'accordo. Guarda che è una storia, la fate bene a sentire, a raccontarla, perché è un caso limite ovviamente, però ci sono tante storie come questa. Cioè la burocrazia alimenta se stessa, il rinvio, non affrontare mai i problemi, è un Stato che è un paese fermo, bloccato. L'Italia è un paese che cresce poco, cresce male, non abbiamo più fiducia in noi stessi, non abbiamo più fiducia nello Stato, non abbiamo fiducia più l'uno nell'altro e siamo quasi arrivati a pensare che essere italiani sia una sfortuna. È una cosa a cui mi ribello, essere italiani è un colpo di fortuna, vuol dire abitare una terra unica al mondo, per arte, per cultura, per bellezza. Cristianesimo e umanesimo sono due cose che l'Italia ha portato nel mondo, del motivo per cui l'Italia è importante nel mondo. E sta a noi il riscatto, non sarà la politica l'onore che ci tira fuori dai guai. Siamo noi che dobbiamo ritrovare l'orgoglio di essere italiani e la fiducia in noi stessi, nel nostro futuro e nel nostro paese. Penso che abbiamo fatto più figli nel 1918 con gli uomini al fronte a combattere, le donne che morivano di febbre spagnola, di quanto non abbiamo fatto nel 2018. Erano più pronti ai sacrifici, secondo me, i nostri nonni, i nostri genitori.